Tutti insieme e uniti per il bene di Agrigento. È questo il nuovo slogan del Consiglio Comunale appena eletto dagli agrigentini per i prossimi 5 anni. La frase è stata più volte ribadita in Aula Sollano da quasi tutti i consiglieri comunali, sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Tutti hanno promesso il massimo impegno per tentare di risolvere le problematiche e le emergenze della città e delle frazioni sempre più abbandonate e degradate. L'UDC, il partito del sindaco Marco Zambuto, attuerà una politica costruttiva anche con le forze dell'opposizione. Il riconfermato consigliere Giuseppe Miccichè ha le idee chiare sugli obiettivi personali e dei colleghi. Mi sento forte la responsabilità della cittadinanza che mi ha votato e che vuole risposte che sono disparate, diverse e tutte giustificate. Noi abbiamo chiuso la precedente consigliatura cercando di far rientrare sotto l'aspetto economico il bilancio di questo comune. Adesso mi aspetto da parte del sindaco e della giunta e soprattutto con la collaborazione vera e fattiva da parte di questo Consiglio che si possa aprire un secondo importante capitolo, e cioè dire quello dello sviluppo per questa terra. Cioè io immagino una città che merita, la nostra città Agrigento, che sia una città ordinata, pulita, con i servizi, che abbia uno sviluppo di tipo turistico che è la sua vocazione naturale. Ecco, questo è il tipo di città che io immagino. Mi auspico e mi auguro che sappiamo essere tutti quanti all'altezza per proporre fra 5 anni questo nuovo modello di città europea che interessi la nostra Agrigento. E torna in Consiglio Comunale anche l'ex assessore Carmelo Settembrino, nuovo esponente di Futuro e Libertà, partito che, secondo il PDL Cantiere Popolare, avrebbe stretto un accordo politico con il sindaco Marco Zambuto. Carmelo Settembrino invece tiene a precisare che la sua missione è quella di esercitare nel migliore dei modi il ruolo di consigliere comunale. Ormai il tempo delle chiacchiere e delle polemiche è finito, ora bisogna lavorare per la città e staremo molto attenti a tutte le deliberazioni che porterà il sindaco. Se saranno meritevoli di un'attenzione noi saremo sicuramente per il sindaco e per tutti i provvedimenti, ma che mirano a far sì che la città possa avere uno sviluppo migliore.